grandi conoscenze e anche per l'umiltà che lo contraddistingue. A proposito di condivisione, ne ho parlato in apertura, devo dire grazie a Tonino perché ha condiviso con me alcuni file di alcune foto antiche che io ho messo lì nella mostra. Chi è Tonino Leoni? Ha scritto 2 volumi sulla storia del territorio di Samazzari, una pubblicazione insieme ad altri autori sull'arte tessile del Basso Campidano, ha collaborato per alcuni volumi dell'Enciclopedia della musica sarda edita dall'Unione Sarda nel 2008. 2012? Allora, socio attivo del Sassozio Launedda Sardigna, e vedo che è presente la Presidente, dopo cederemo la parola anche a lei, Presidente Gianfranco Meloni. Presidente dell'associazione Sonus Vegan, con cui ha prodotto diversi lavori, tra cui incisioni discografiche e lavori di ricerca, tra i quali il libro Il Sonus, che parla della costruzione e l'apprendimento del Launeddas, e Baddadoris. E poi è un suonatore di organetto, chitarra, ballerino, con ottime conoscenze sul ballo campidanese. E con Tonino ci siamo messi d'accordo per fare una sorta di intervista. Niente immagini, vediamo se funziona. Allora, vi ho detto che tra i lavori che ha fatto con l'associazione Sonus Vegan c'è questo lavoro Baddadoris. Secondo il mio parere, il parere di tante persone, è il più bel compendio video sul ballo campidanese. Quindi a Tonino chiedo come è nata l'idea di fare questo video, di che cosa parla. Certo, innanzitutto grazie dell'invito, sono onoratissimo di essere qua presente. Baddadoris, il ballo in Campidano, è un lavoro di 18 anni fa. È stato prodotto nel 2000 in seno a una manifestazione che noi, come Sonus Vegan, come allievi di Dionigi Burranca, organizzavamo a Samazzari, al mio paese. L'abbiamo portato avanti per 13 edizioni, dal 97 al 2012, e l'edizione del 2000 questa rassegna praticamente prevedeva un tema diverso ogni anno. Ogni anno si affrontava un tema diverso. Ovviamente lo scopo principale era quello di riflettere sul mondo delle Launeddas, anche perché era una rassegna nata per ricordare Burranca. Quell'anno, nel 2000, il tema era il ballo tradizionale nelle aree di diffusione delle Launeddas. E quindi nacque, praticamente mi ricordo che allestimmo una mostra, la mostra si intitolava Brazza e Ballus, documenti e testimonianze sul ballo campidanese, e poi questo video, che a distanza di 18 anni sicuramente io credo che vale ancora la pena magari di rivederlo e si presenterà anche l'occasione, anzi credo che fra poco, a breve, a Selagius dovremmo in qualche modo affrontare di nuovo questo tema del ballo campidanese con gli amici del gruppo Fedora Abruzzo, per cui sicuramente torneremo sul tema. Si tratta praticamente di questo, cioè noi quando abbiamo iniziato a collaborare con Burranca, sto parlando ovviamente di molti anni fa, i miei capelli pochi e grigi tradiscono che io sono in mezzo a queste cose da molti anni. Io iniziai nel 1978 a frequentare Dionigi Burranca e lui è stato sicuramente quello che ci ha proprio fatto stati attenti, nel senso che lui era parecchio critico su quello che vedeva dai gruppi folcloristici per quanto riguarda il ballo tradizionale. E quindi quella è stata la prima, lo spunto è partito sicuramente da lui. Tenendo presente, faccio subito una parentesi, che tutti i suonatori della Launeddas, o quasi tutti i suonatori più importanti del Novecento, hanno avuto a che fare col folclorismo, tutti quanti, nessuno escluso si è salvato dall'essere in qualche modo coinvolto a dover suonare dei gruppi folcloristici, perché i suonatori della Launeddas, dopo in un certo periodo della loro esistenza, sono andati
per i motivi, insomma, sono tanti, non sto più a elencare, sono andati in crisi. E quindi, siccome le occasioni per poter suonare nelle piazze mancavano quasi del tutto, in certi periodi veramente era una cosa veramente molto tragica, e quindi i gruppi folcloristici che sono nati, hanno una storia, anche quelli hanno una storia antica alle spalle, e i primi gruppi folk in Sardegna sono nati veramente molti anni fa, almeno durante il periodo del fascismo, i primi. E quindi dai Fisiomilis, Aurelio Porco, Pasqualino del Rio e anche Dionisio Burraca si è a un certo punto dovuto, si è trovato a dover fare questa esperienza con i gruppi folk. Cioè, è Fisiomilis, guardate, è vero Fisiomilis, ha girato mezzo mondo col gruppo di Assegni, col gruppo di Quarti, per dire, e così via. Burraca ha fatto la stessa cosa, anche lui ha avuto questa esperienza. Ed era come, credo, tutti quanti, insomma, anche gli altri suonatori non ne parlavano granché bene, e non si riusciva, addirittura Burraca litigò, lui diceva così, proprio, prendono proprio a parole, con un rappresentante di un gruppo folk che è proprio di questa zona, adesso non ricordo se fosse di Serrano o di Settimo, non me lo ricordo bene, perché praticamente il gruppo pretendeva che a un certo punto il suonatore doveva in qualche modo fare l'interruzione, perché poi loro dovevano fare una sorta di figura coreografica per poi riprendere, e lui si ribellò. Cioè, argomenti è detto sovrappeso, cioè è proprio completamente, è proprio la concezione opposta, cioè il suonatore, da che mondo è mondo, insomma, nella tradizione nostra il suonatore è quello che comanda il ballo nel vero senso della parola. Cioè, quello che il suonatore suona su Badaloni deve badare, richieste in condizioni di uscire. Quindi questa, diciamo, il primo campanello d'allarme è venuto da lui, quindi questo lavoro praticamente è venuto fuori proprio su indicazione sua. E cosa avevamo fatto? A un certo punto ci eravamo messi un po' con pochi mezzi, con poveri mezzi, perché non c'era molto in quel periodo. Addirittura le prime immagini con una Canon Super 8, no? Con le bobine, cose veramente archeologiche, cioè al giorno d'oggi. Eravamo andati insomma in giro per diversi paesi e abbiamo fatto questa prima ricerca con questa raccolta di immagini che ad oggi rappresentano veramente un patrimonio inestimabile, perché innanzitutto tutte quelle persone che si erano prestate con noi a rieseguire dopo tanti anni quel ballo tradizionale ovviamente sono tutti scomparsi, proprio tutti. E poi è una grande testimonianza, perché è anche unica, io credo, adesso non perché sia uscita dalla nostra mente, però in realtà non ci sono grandi lavori in giro che focalizzano proprio l'attenzione proprio sul ballo tradizionale. Non c'è granché, cioè ci sono pochissimi lavori. E questo ha fatto sì che, appunto, tornando alla consapevolezza del fare folklore, è successo anche questo è il motivo per cui nei gruppi non si è mai veramente voluto affrontare proprio alla radice, profondamente, questo aspetto qua. Perché io ho l'esperienza, perché comunque anch'io ho fatto parte di gruppi folk, cioè non è che non sto rinnegando nulla, cioè non sto facendo nessun discorso di questo genere, cioè ho vissuto anch'io quell'esperienza. Ho cercato, quando ho potuto, di trasmettere questa idea, perché lo studio proprio dell'esecuzione coreografica vera del ballo tradizionale deve partire assolutamente dalla musica. La musica è fondamentale, conoscere la musica, cioè fare uno studio proprio sulla musica è la base, assolutamente alla base. La mania, io lo chiamo così, è un termine forse improprio, cioè il folclorismo, questa mania a prendere dalla tradizione solo frammenti, solo briciole,
solo poche cose per poi fare uno spettacolo, quello che volete, che può avere anche la sua dignità, per carità, io non sto dicendo qui che... però il risultato è quello, cioè tu non hai, insomma c'è gente che ha ballato per decenni nei gruppi folk e non capiscono la musica, non la conoscono, cioè non sanno interpretare, cioè non sanno che, insomma il ballo milanese, lo riassumo così velocemente. Sì, certo, velocemente. Allora, quando il suonatore inizia a fare una suonata da ballo, è una storia, cioè non è un ritmo, non è che sia un ritmo, punto e basta. Cioè, le suonate da ballo alla un'eca sono una cosa veramente articolata, è anche complicata se uno non ci si mette d'impegno e non la studia. Non si può partire al contrario, cioè quando ci si mette in testa di fare il ballo milanese, bisogna conoscere bene la musica. E quindi sapere che in una suonata ci sono determinati passaggi musicali che il ballerino deve rispettare secondo quello che il suonatore ovviamente propone. Cioè la suonata è fatta di tante frasi musicali che si chiamano nodas. Poi praticamente le nodas sono suddivise per temi principali e poi le picchiadas sono le variazioni anche delle nodas. Praticamente il concetto che più o meno Burranca ci ha trasmesso era questo, cioè la noda è come se fosse il tema e i picchiadas sono le variazioni su quel tema. I ballerini cosa facevano? Ascoltavano la suonata e quindi in un'ora, ragazzi, un'ora durava il ballo tradizionale, ogni ballo durava un'ora d'orologio. In quell'ora sviluppavano tutta una serie di passi per cui, insomma, passo d'orrale, passa puntava, passo adresi, passo tutti, sono tutti i vari passi del ballo milanese. Ecco, tutte queste cose nei gruppi folk spesso sono state completamente dimenticate, cioè tutta questa cosa non c'è, o quantomeno in chi l'ha voluto capire, piano piano ovviamente ci si è avvicinati, si è fatto uno studio finalmente di un certo tipo e alcune cose in realtà stanno anche cambiando, insomma non è che non ci sia nulla, cioè, alcune realtà questo percorso l'hanno fatto. Volevo, giusto per, forse non dimenticato qualcosa, volevo solo ricordare una cosa però, perché a questo riguardo, tornando un po' indietro, allora noi nel gruppo di Samazzai nel 1981 avevamo formato il gruppo, io già frequentavo Burranca e Burranca dopo tanti anni che proprio non ne voleva più sapere dei gruppi folk, io lo convinsi a tornare praticamente a fare qualcosa con noi ma dopo che si era proprio persuaso e dopo che aveva visto che in realtà noi stavamo facendo quel tipo di lavoro, altrimenti lui non avrebbe accettato assolutamente. E mi ricordo che nel 1982 12 coppie del gruppo di allora Samazzai all'Anfiteatro Romano di Cagliari per il Festival Cervellula, che era un bellissimo festival internazionale che si faceva in quel periodo, presentammo con Burranca al centro del palco, presentammo questo ballo tradizionale, 1982, ma nello stesso periodo c'erano anche altri gruppi però che facevano delle cose, io le chiamo un po' seriamente. Uno di quelli che mi ricordo è il gruppo di Ierzu. Il gruppo di Ierzu ballava un benissimo ballo con Aurelio Porco che suonava, insomma, era molto bello, cioè nel senso che seguivano anche loro la suonata, cambiavano i passi secondo la cadenza cioè secondo le variazioni del suonatore, e questo è uno dei gruppi che mi ricordo. Sicuramente ce ne sono stati altri, mi sembra anche San Vito che avesse un gruppo che faceva quel tipo di lavoro, e forse in un certo periodo, Gianfranco mi puoi aiutare tu, anche Villa Puzzo, se non ricordo male, qualche volta insomma, mi era sembrato di capire che stavano lavorando. Del resto, insomma, i suonatori ce li avevano a disposizione per poter approfondire il discorso. Quindi, insomma, Badalorsi si tratta di questo, ecco, è un video di montaggio con tante immagini che in un'ora di filmato fa capire quello che può essere un possibile percorso di ricerca. Attenzione, non è che sia la Bibbia,
però è un possibile percorso di ricerca, dove praticamente in questo video c'è un po' di tutto, c'è un po' di analisi musicale, dove appunto si fa capire cosa vuol dire, cos'è una suonata per Leonidas e di ballo capitanese. E poi ci sono tantissime testimonianze appunto di persone che, appunto, che ballano, come si dovrebbe ballare. Sì, c'è tutto. Praticamente, allora, la voce guida del video è affidata a un signore di San Mazzai che era amico di Burranca, che era stato uno di quelli che faceva parte di Saziarachia. Saziarachia era il comitato dei giovani celibi del paese che organizzavano i balli, quindi si occupavano di pagare il suonatore, raccogliere le quote in grano, perché lo pagavano in grano, e quindi insomma era una persona esperta, a parte che anche lui era un balladore. E quindi tutto il video si va avanti in questo modo, cioè c'è un po' di notizie storiche, un po' di... insomma, appena sarà possibile, ripeto, è una sorta di terapia che può tornare utile, insomma, dopo tanti anni sicuramente c'è molta gente qui che non l'avranno mai visto, perché comunque noi abbiamo cercato anche negli anni dopo, appunto dopo il 2000, di un po' divulgarlo, un po' di farlo vedere di qua e di là. Spesso, qualche volta ci è capitato anche quello, in qualche serie di gruppo forte, alle prime immagini è nostro di più guardare, cioè le reazioni erano queste a volte, è successo anche quello, quindi però ripeto è un possibile percorso di ricerca che io consiglierei in qualche modo un po' a tutti al giorno d'oggi, ripeto, può rappresentare una buona base di conoscenza, perché è un lavoro irripetibile, per ovvi motivi, è irripetibile, perché tutte quelle persone che collaborarono con noi non possono più essere con noi, per cui è unico da quel punto di vista. Confermo, si tratta davvero di un lavoro eccellente che offre tanti punti di vista diversi e anche spunti di riflessione. Volevo chiederti quali sono le aree che avete sondato con questo tipo di ricerca? Certo, domanda interessante. Allora, dire ballo capitanese è veramente è un termine molto generico, perché comunque questo modo di ballare così è molto diffuso in Sardegna, non è una cosa molto, è molto diffuso, perché andiamo praticamente da tutta l'area capitanese, compreso anche una parte del Sul Cisalesiente, che cioè noi proprio per sfortuna o per pigrizia non abbiamo mai indagato in realtà, abbiamo proprio scarsissime notizie proprio del Sul Cisalesiente, quasi nulla, però tutta l'area centrale del Campidano, Basso Campidano, Campidano di Cagliari, Saracus, Sarcidano, eccetera, eccetera, ma sino all'Ogliastra, arriva sino all'Ogliastra, neanche in Ogliastra. Nel video stesso ci sono immagini di Terpinia, Scalabrana, Perlas del Bovo, ballano così, è curso su ballo sardo, è curso, cioè la concezione del ballo sardo campidanese, che hanno anche loro, è quella lì, cioè si balla cambiando questi passi e così via, cioè le altre aree sono quelle, le aree principali sono state quelle, naturalmente quelle più raggiungibili per noi ovviamente erano quelli anche vicini a noi per ovvi motivi, però ci sono, ad esempio c'è una testimonianza di Murri che è abbastanza distante da questa zona. Le aree sono tante, naturalmente certo a pensarci oggi quante cose si sarebbero potute fare e non siamo riusciti a fare. Questo è un grosso rammarico che io porterò sempre con me, anche se ogni volta che mi capitava cercavo in qualche modo di avere informazioni, di avere notizie qui e là, però ci sono stati anche momenti dove praticamente eri lì, io mi ricordo un anno a San Sperate, questi anziani che parlavano, che incidenti su telefonino, io salto con il cellulare, cioè in un attimo lo fai. Invece in quel momento se non avevi una telecamera, non avevi,
addio, perdevi tutto. Rivolto dalle persone che avevano conservato il ballo campidanese, che l'avevano imparato. Allora, proprio nel Campidano di Cagliari, l'unica esperienza come associazione Sono Slegana che abbiamo fatto è attraverso Tonio Spina, che è anche qui presente. Però credo che nemmeno lui sia in possesso di immagini, video, questo almeno non mi risulta, non mi sembra, no? Questo tipo di materiale non c'è stato, non è stato possibile per molti motivi recuperato. Però, e quindi noi no, non c'è stato, io mi ricordo l'unica testimonianza, ma molto leggera, che comunque confermava certe conoscenze che avevo avuto così in un modo molto rocambolesco, che non sto qui a raccontarvi del tutto, ma così fa un po' sorridere, ve lo posso anche dire. C'era questo signore di Sinai, praticamente del quale ricordo solo il cognome, Cappari. Era un ometto piccoletto con gli occhi celesti, e questo signore era ricoverato in ospedale. Io da 38 anni faccio l'infermiere professionale, per cui la mia professione vera è quella. In quel periodo io lavoravo in ospedale, me lo trovo lì ricoverato e così parlando del più del meno, e lui mi aveva detto che aveva conosciuto Giovanni Cupiletto, che aveva sempre parlato, eccetera. A un certo punto mi ricordo che una sera non mi ricordo che dovesse fare qualche cosa, c'era un antibagno molto spazioso. Se ci avessero cassato in quel momento probabilmente mi avrebbero anche mandato via seduto a stante, e allora mi sono preso il zio Gappari, feci mi sulla sodora, feci mi sulla sapuntà in ospedale. Era stato un momento incredibile, però ripeto, le cose tornavano, cioè lui era a conoscenza di questo ballo ed anche le movenze erano molto simili a quelle che erano a me italiane, che io avevo già visto, avevo già avuto modo di vedere da altre parti. Però no, in questa zona assolutamente noi non abbiamo fatto in tempo a trovare nulla, ma potrebbe essere stata una nostra negligenza, io non dico che non si poteva, ripeto, quante cose abbiamo perso, molte. Un'ultima domanda, ti prego di rispondermi il più velocemente possibile. Tu prima di noi comunque hai iniziato un percorso più o meno come il nostro, hai iniziato a proporre o a voler proporre un percorso filologico. Mi piacerebbe sapere com'è andato, insomma, se hai trovato un ambiente ostile, indifferente o accogliente, insomma, brevemente. Guarda, le mie esperienze nei gruppi sono stati 7 anni nel gruppo Tradizione Popolare di San Mazzai, dall'81 all'88. Ho fatto 6 anni magnifici con il gruppo di cultura popolare di Monserrato, che è un gruppo che è nato nel 1975 ed era, a mio avviso, uno dei gruppi forse più veramente consapevoli del modo di fare folklore. Cioè, quello era veramente un gruppo straordinario, cioè io lì veramente mi sono avvicinato, probabilmente anche per quello, perché vedevo che c'era un impegno veramente notevole, c'erano, a parte delle bellissime persone, c'erano delle bellissime voci. A me piace molto anche cantare, sostanzialmente nel gruppo di cultura popolare mi interessai soprattutto forse per quella parte lì, ed era stata un'esperienza notevole. Nel gruppo di San Mazzai, l'unica cosa che posso dire per farla breve, sì, avevamo fatto un bel lavoro, si era fatto anche una bella ricerca sull'abbigliamento, mi ricordo che le orbace, sì, pezzi originali che fortunatamente ancora a San Mazzai ci sono. Sul ballo la stessa cosa, avevamo sì cominciato veramente a fare un lavoro di quel tipo, un po' seriamente, però lì insomma ci furono delle difficoltà, perché il gruppo era nato ovviamente come moltissimi gruppi nascevano in Sardegna, cioè individuavano, io non ero tra i promotori, io sono subentrato dopo, cose già fatte, e si individuava un cosiddetto istruttore di ballo, si individuava
si pagava, veniva, per carità, persona che io ricordo con un grande affetto, niente da dire, era una persona capace, era anche un ex componente del gruppo di cultura popolare, peraltro, e anche del gruppo Città di Cagliari, era un ex componente. Però praticamente l'atteggiamento appunto era quello di fare le coreografie, di fare tanti balli, quindi quando veramente io cercai di indirizzare in un modo così tranquillo possibile il gruppo a fare solo determinate scelte, ossia di fare solo canti nostri, solo il ballo nostro, e il gruppo cominciò ad andare in crisi. A Monserrato la situazione era ben diversa, insomma, io chiaramente provenivo da un altro posto, cioè non potevo, quello era un gruppo organizzatissimo, aveva già tutta la sua struttura ben avviata. Mi ricordo che tentammo in qualche modo così di fare questo discorso sul ballo, tentai anche lì, però devo dire che anche lì insomma, ci fu un po' di, non dico resistenza, però non c'era l'abitudine, cioè non c'era, in quel caso non c'era secondo me proprio la preparazione a fare quel tipo di lavoro che tutti i gruppi secondo me dovevano fare. Nel video Badalone, a un certo punto, nell'ultima parte, noi abbiamo messo proprio questa sezione che si chiama ballo tradizionale e ballo folcloristico. E facciamo parlare gli anziani. E gli anziani dicono proprio queste testuali parole. Me lo ricordo perfettamente, c'è su parla sa stella, su parla sa grugi, dove tu parlo su penthouse, dove tu parlo su un po' in testa dell'antica data, dove tu parlo su fai timoni. E uno di noi a un certo punto dice al signore del 10° punto, ma su ballo che vai di gruppo folcloristico, esti su ballo che vai di usato, ma quando mai, ma non si dice no, proprio nulla, non te nulla che vivi. Quando dicevamo a Burranca di esaminare quello che potevano essere le realtà che anche lui vedeva, lui diceva aprimo badante bene in medesima vita, se avuto un spettacolo che vedere sulle materie e si badantoi non fai manca di distratto. Grazie. Bene, adesso il prossimo è un po' tardi, insomma, ci scusiamo con tutti, insomma, Cristiano Cani, a cui devo dire un grande grazie per la disponibilità, la qualità dei suoi lavori, l'aiuto che mi ha offerto nell'organizzare questo evento. Ed è una di quelle rare persone coerenti con i suoi credo, precisa, di sicuro affidamento, ha un vasto archivio di materiale etnografico in foto, in video, archivio, che condivide con tutti. Di lui posso dire che è un grande esperto non solo di folklore ma anche della storia della sua Cagliari, di archeologia, di arte in genere e grandi conoscenze in grafica. Fa parte di varie associazioni culturali che si occupano di storia, archeologia e tradizioni popolari. Per quanto riguarda il folklore posso dire che è uno dei pochi maestri di ballo che conoscono quasi tutti i balli e che questi li ha visti, vissuti e imparati in loco, compreso il ballo campidanese. Cristiano è conosciuto in tutta l'isola, costantemente a contatto con diverse realtà sarde del settore e con cui collabora. Presenta la sua relazione dal passato al presente e l'evoluzione del ballo tradizionale attraverso un secolo di cambiamenti. Grazie Cristiano.